Ciao, sono Giuseppe Barbarino di Trapani. Ciao, sono Giuseppe Barbarino, ho 40 anni a maggio e durante la giornata parlo qua con gli amici miei qua al bar, però passo il tempo così in aspettanza di un lavoro. E poi il mio hobby mi piace calcio, bodybuilding. La mia passione poi sono cose elettrodomestici, registratori, questa è la mia passione, cinema, mi piace il cinema. Lo sport pure, però un po' di meno, però di più la passione per il cinema. E poi un'altra cosa volevo dire, io poi mi sembra bollito, perché poi bollito non ci sono un ragazzo serio, sincero e ho la testa a posto. Che poi dite perché nella trasmissione c'è l'amore siciliano ci vanno i bolliti. Ciao, mi chiamo Giuseppe, ho 40 anni. A maggio, come hobby mi piace fare bicicletta, mi piace il bodybuilding, mi piace il cinema, poi durante la giornata la passo con gli amici miei così parlo qua al bar, a volte vado un po' a centro a passeggiare, poi ritorno, vado a casa, mi sento un po' lo stereo, la sera faccio un giretto così, rientro, mi risento lo stereo, televisione e poi durante la giornata tutto questo che faccio questo, nel tempo che aspetto un lavoro e poi come ragazzo non sono un ragazzo bollito, sono un ragazzo semplice, normale come a tutti, serio, sincero e poi volevo dirvi un'altra cosa, nella trasmissione sarà l'amore siciliano, mica ci vanno tutti i bolliti, ci vanno pure ragazzi pure seri, onesti come me e c'è pure una ragazza seria onesta come me, solo tutto questo vi saluto, un bacio. Buonasera a tutti. Cerco una compagnia gemella, anche di 40, 43, 36, 47. Io lavoro e voglio creare una famiglia con una ragazza. Saluto a tutti, questo è il mio numero di telefono. Chiamatemi. Ho il motore, il mio scooter, motocicletta, andiamo in giro, la mattina mi prendo il caffè, vado al bar, fare colazione, me ne vado al lavoro
mi piace una ragazza seria, ma va a fare coin, devo comportare buona, va stare in casa, va stare in casa la mattina per la sera, va a fare su cuccioli con se vuoi comportare buona, una femmina seria, ne voglio fare una famiglia, pure io ho figli, ma io stesso, però non va a sbagliare. Che se fai una femmina seria, chiamami, io ti aspetto, ma chiamare il mio cellulare, che quello che vedete sotto, io sono bravo ciotto, lavoratore, travaglino, comodo e sotto la busca. Non ti faccio mancare niente, io sono bravo ciotto, travaglino, accoglie per vecchio, comodo e tu ti ci metti con mia, non ti faccio mancare niente, però da comportare buono, non mi fare voi, in casa andare a muovere, travaglio io, non c'è bisogno che nisci e travagliamo tutti voi, ti raccomando telefono e buona per mia, buona Franco, 34 anni, la trappa. Io cambierò il tuo futuro, io andrò il tuo futuro, il tuo destino, all'esito aspettativa, chiamami. Un bacione a tutti, Francesco. Salute. Chiamatemi Francesco, cerco una compagna gemella, chiamatemi. A più spesso. Due pastori si incontrano mentre stavano facendo pascolare le loro pecore. Ad un certo punto un pastore si rivolge all'altro e gli dice: «Uè, compa!» risponde l'altro pastore. «Uè, compa! Uè, compa, lo sai che ho trovato una bella puzzola?» «Compa, una bella puzzola?» «Sì, compa, ce l'ho a casa con me e la faccio dormire sul letto.» Allora risponde l'altro pastore: «Compa, sul letto, e come fai con la puzza?» Allora risponde l'altro: compa, prima o poi si abituerà.» Oh yeah.